Jonathan Montanariello, consigliere regionale, oggi qui per protestare al presidio in via Manin. Ma sicuramente è molto importante questa iniziativa portata avanti dalla CGIL, perché ogni volta non ci si può trovare il giorno dopo a dire o a discutere se l'incidente in qualche modo potesse essere evitabile o no. Siamo stufi noi di dire che ci vuole più attenzione su certi temi, ormai è diventato, è brutto dirlo, quasi anacronistico il fatto di dover dire che su certi temi bisogna intervenire in maniera sicuramente più puntuale. La CGIL da anni rivendica maggiore attenzione. Noi in Consiglio regionale abbiamo fatto una battaglia sugli allargamenti degli organici degli SPISAL anche, perché ricordiamoci che la Regione Veneto non è immune quando accadono queste cose qui, c'è una responsabilità che è quella degli SPISAL in capo alla Regione Veneto, che ha una carenza atavica. Non vuol dire che forse è la panacea per i mali, però forse se ci sono più controlli c'è anche una maggiore attenzione, anche una maggiore cultura dell'attenzione. Quindi noi siamo qui oggi, saremo qui sempre, massima solidarietà alla famiglia e a tutti i parenti coinvolti in questo fattaccio, e crediamo che queste vicende devono perlomeno non solo non più succedere, ma devono cominciare anche a vedere una regia istituzionale che, maggior dialogo con le parti sociali e con le aziende, metta in campo tutte quelle azioni affinché non ci si trovi ogni volta il giorno dopo con le bandiere a chiederci se potesse essere una morte evitabile o no. Grazie mille.